Intanto buonasera e benvenuti in questa sala della Giunta regionale, qui la sede diciamo decentrata a Mestre delle nostre attività in Villa Settembrini. Io intanto porto il saluto all'istituto, all'Ateneo Veneto per aver, diciamo così, scelto questa sede per l'iniziativa, e devo dire che saluto anche per un po' il legame che avevo con Gian Antonio Palladini. Io sono arrivato alla cultura nel 97, proprio in quell'anno Gian Antonio diventava presidente dell'Ateneo, e quindi le mie prime esperienze da responsabile del settore cultura regionale, con una prima istituzione culturale importante di Venezia e del Veneto, l'ho avuto proprio dialogando con Gian Antonio, che peraltro era un amico per altri motivi, diciamo, di storia politica, ecco, comune. Per cui l'idea di salutare un po' il figlio, quindi il figlio è qua, ecco, quindi i due figli, ecco, io non ho avuto occasione di conoscerli perché non sono veneziano, quindi sono di terraferma. Sono di terraferma, quindi sai, per noi di terraferma i veneziani sono un po' lontani. E poi anche perché credo che le attività dell'Ateneo Veneto abbiano bisogno proprio di diventare attività non solo veneziane, ma attività che diciamo, diventano patrimonio dell'intera regione, perché non è più soltanto una ricerca, un approfondimento che magari riguarda la storia, il Veneto, la Serenissima eccetera, ma è anche, direi oggi, storia contemporanea, cioè anche presenza nella contemporaneità. Per cui l'avere una presenza e presentare, in questo caso mi sembra siano 4 lezioni, no? 3 lezioni di 3 incontri, diciamo, che si sono tenuti all'Ateneo, ma la cui conoscenza attraverso le pubblicazioni può diventare patrimonio anche di altri, quindi estendere questa conoscenza credo sia una cosa abbastanza importante. Il Centro di Cultura Settembrini noi vogliamo che sia un elemento vivo, non in concorrenza, naturalmente, che qualcuno non lo pensi, con il Centro Cambiani. È un'attività parallela, un'attività supplementare. Noi peraltro ospitiamo anche qui in questa sede la Fondazione Pellicani, che fa una serie di ricerche di natura storica, e al tempo stesso adesso ospiteremo anche il comitato per la candidatura di Venezia a Capitale Europea del 2019, quindi c'è la volontà di fare di Villa Settembrini uno dei momenti di incontro, di aggregazione, oltre che sede di diciamo, biblioteca specializzata in storia locale, in culture locali, come peraltro chiedeva lo stesso Settembrini nel momento in cui ha fatto questa donazione. Io direi che, siccome probabilmente materia ce n'è in abbondanza, e non vorrei togliere neanche un minuto al professor Ismendi, che ringrazio per la presenza, oltre che per l'attività che svolge per la conoscenza della storia, diciamo, veneta in senso più profondo, se non quello che magari normalmente siamo abituati nei libri di storia a trovare. Probabilmente dovremmo rivedere i libri di storia, soprattutto la storia in senso buono. Non voglio, non fraintendete, cioè io credo che sia necessario, anche parlando dei 150 anni dell'Unità d'Italia, cioè una riflessione che nel 61 l'Italia si faceva senza Roma e senza Venezia, senza il mondo cattolico, che è l'anima, che è la parte, direi, senza la quale non potremmo pensare alla cultura italiana, e dall'altra parte Venezia, che è la Repubblica che in qualche modo ha rappresentato la dimensione internazionale verso Oriente, dalla caduta dell'impero per tutta, diciamo, la cultura veneta, cioè la cultura italiana e la cultura occidentale. Quindi è un'unità d'Italia che probabilmente si è completata un po' dopo,
e quindi anche la riflessione su questo risorgimento incompiuto, risorgimento che alla fine si completa forse proprio purtroppo con un altro evento anche se più drammatico, quello della Prima Guerra Mondiale. Quindi tutta una serie di riflessioni che secondo me anche a livello proprio di esplicitazione, di trasmissione a livello scolastico, proprio per farlo diventare cultura comune, non sempre cultura di contrasto, motivo di opposizione, di lotta, eccetera, ma per fare una riflessione così della storia non più legata alle quotidianità o ad altri elementi che magari spesso fanno interpretare gli stessi vicende storiche in maniera poco oggettiva. Ecco, questa è un po' l'aspirazione che avremo. Non c'è nessuna polemica e devo dire che il Veneto alla fine alle celebrazioni dei 150 anni ha partecipato, non è che non ci sia. Se andate a Roma la regione c'è, nei vari momenti, a Palazzo Ferrofini c'è, e con tutta una serie di eventi. So che appunto l'altra settimana si è iniziata tutta una serie di ulteriori attività proprio con la collaborazione con Solisnei, quindi la regione c'è, non è che non ci sia. Certo, una riflessione su queste cose che dicevo prima credo non sia né impropria storicamente né motivo di tensioni, ma anzi motivo di riflessioni, approfondimenti e direi di trasmissione, proprio di analisi della storia per riportare la centralità di alcune zone dell'Italia nei libri di storia normali, dove purtroppo di Venezia spesso si parla solo in piccole, quasi come se fosse una cittadina tra le tante città italiane. Ecco. Grazie e buon lavoro. Grazie Angelo Tavaro, che sappiamo essere, oltre che un abile promotore della cultura a livello veneto, anche un sostenitore delle nostre iniziative dell'Ateneo. Speriamo possiamo assieme alla Regione organizzare in modo ampio anche per l'anno prossimo, con cui ricorre il bicentenario. Saremo ben lieti di poter fare delle cose a Villa Settembrini se, come dire, ci sarà un aiuto comune per questa organizzazione. E così comunque fuori degli scherzi, scusate, quando la Regione ci ha chiesto di presentare un libro, in particolare di organizzare un incontro qui a Villa Settembrini, il nostro pensiero è andato subito a questo libro che avevamo pubblicato da poco, che non aveva ancora avuto, attualmente forse non ha ancora avuto il giusto riconoscimento pubblico, un libro, religioni politiche, religioni civili, Stato e democrazia, che raccoglie, come avremo modo di parlare questa sera, 3 lezioni fatte in ricordo di Gian Antonio Paladini, che è scomparso l'8 novembre del 2004, quindi sono 7 anni tra pochi giorni. È scomparso a 67 anni, come si dice in questi casi, giustamente, credo prematuramente, e lasciando anche molte cose, molti progetti, molti interventi in sospeso, e probabilmente fa parte di quelle persone che nel marasma di questi giorni, di questi anni, come dire, una voce critica come eravamo abituati a sentirlo, credo che manchi. Un libro, dicevo, composito e plurale, che rispecchia le diverse anime storiografiche e sociali, civili di Gian Antonio Paladini, che per tutti era nane e che però era, come dire, una sorta di non era una sorta di icona, nel senso, come dire, abbastanza tradizionale, che si mette lì, quello che parla, quello che dice, ma era un appuntamento quotidiano con i lettori del Gazzettino, per esempio con la recensione, strumento, come mi pare abbia detto proprio Mario Snenghi in una delle presentazioni che si fece tra il 2006 e il 2009, elevando in qualche modo la recensione a istituzione quotidiana all'interno del Gazzettino. Paladini fu storico, fu giornalista, fu soprattutto uomo delle istituzioni e della società civile, docente a Ca' Foscari, ma anche membro del Senato, membro del CUN, vicepresidente della Fondazione di Venezia, a lungo consigliere, vicepresidente e poi presidente dell'Ateneo Veneto, oltre a
presidente della provincia e della USL, sia pure in modo piuttosto controverso e magari anche effimero. Tutte cose e tante altre cose, compreso la vicepresidenza della Federtennis, che davano il senso di una appunto presenza composita, attenta alla società civile. Perché questo libro? Perché proprio qui? Intanto, come dicevo prima, per saldare un debito, perché è uscito all'inizio dell'estate dello scorso anno, non c'è mai stato il momento, forse non l'abbiamo trovato, sono quelle cose che a volte anche un po' per pudore, un po' perché in qualche modo non si crede di non essere magari all'altezza sino in fondo, non c'era mai stata l'opportunità di presentarlo ufficialmente. E poi perché ci è sembrato, aderendo all'invito appunto della Regione, che questo libro si prestasse meglio di altri a dar spazio a temi, ad argomenti che sono insieme di attualità e che d'altra parte costituiscono la prova più evidente dell'eredità di Paladini. Questo volume in realtà è soprattutto questo, è un insieme, una raccolta di 3 interventi, di 3 letture, come si dice, di 3 conferenze in onore di, ma soprattutto la raccolta così minuziosa, amorevole e scientifica degli scritti e degli interventi, per quel poco o tanto che si è potuto fare, perché la naturale e notoria insoddisfazione di Filippo fa sì che ci sia ancora qualcosa da qualche altra parte da scovare. L'insoddisfazione di Filippo è direttamente proporzionale alla voracità conoscitiva di Gian Antonio da questo punto di vista, e quindi anche della grafia, della scrittura. Dicevo, questo libro da questo punto di vista supera i necessari vincoli di amicizia e di affetto e diventa un libro per capire non solo Paladini stesso, ma una società civile che a Paladini faceva riferimento. Quindi l'attività dello storico, ma anche quella dell'uomo di cultura, dell'uomo di impegno sociale e civile, a cui lo storico, guardava come interfaccia sostanzialmente. In questo senso si spiegano le 3 lectures di Ginsborg, Prodi e Gentile. In questo senso assume un senso, non solo la bibliografia completa degli scritti, quanto l'aver riportato in appendice 4 saggi che ne chiariscono bene la collocazione e le dinamiche di adesione politica e sociale. Proprio da questi vorrei partire per offrire qualche spunto, altri ne riprenderà sicuramente Mario Snenghi, che ringrazio di aver trovato il tempo e lo spazio per essere qui questa sera con noi, e ovviamente poi anche il curatore che aggiungerà qualcos'altro. A scorrere gli interventi in appendice 2 personaggi escono dalle pagine, saltano fuori, spiccano dalle pagine del libro. Sono 2 esempi di moralità e di impegno, difforme da un certo punto di vista, molto difformi tra di loro, ma sicuramente Mazzini e Trentin, Giuseppe Mazzini e Silvio Trentin, rappresentano bene 2 esempi di quello che sto cercando di dire. In particolare l'apostolato laico, e in questo momento del saggio paladiniano, nel momento inglese dell'apostolato di Mazzini, e l'impegno civile, sociale e poi esistenziale di Silvio Trentin. Mazzini e Trentin rappresentavano infatti su piani diversi l'attrazione dell'esilio e della lotta politica nazionale, unitaria prima, antifascista poi, ma soprattutto 2 spiriti liberi che non appartenevano a chiese o a strutture partitiche consolidate, alle quali Nane non appartenne mai del tutto, dedito alla politica ma in fondo mai del tutto connesso con essa. D'altra parte, la sua formazione attraverso il mondo, da una parte, e la lezione di Gaetano Salvemini dall'altra, lo aveva portato ad avere, cito, un'idea alta della politica, al punto da impegnarsi in modo talora anche dispendioso, come lo definì Franca Trentin, e che mi pare di leggere tra le righe in fondo una definizione che il curatore fa propria, in modo anche dispendioso, ma con un dispendio che nasceva da una curiosità totale, a tutto campo. Fossero gli uomini del mondo, gli azionisti alla Trentin, i modelli di Paladini passavano per un'azione, per una passione, prima di tutto,
verso la vita etica, verso una civiltà morale, eticamente determinata di questo Paese. E per formare, cito appunto da quello che scriveva Pannuzza, la chiusura dell'esperienza del mondo, uomini appassionati, indipendenti, intransigenti e risoluti. Così appunto come si definiva Pannunzio e come definiva Pannunzio i suoi collaboratori quando nel 66 viene meno l'esperienza del mondo. E peraltro uomini così assenti nel triste panorama quotidiano della politica odierna. Un'indipendenza di pensiero in cui poi lo rafforza un'altra lezione storiografica, quella di Delio Cantimori e della sua critica nei confronti dell'intolleranza pastorale e teologale, oltre che per l'eccessiva specializzazione per la ricerca storica, in Italia e non solo, preferendo di gran lunga un respiro meno corto verso una storia senza aggettivi. Così si spiega l'attenzione centrale per Trentin e per il suo spirito di ricerca permanente, presa per sé, ma poi anche nella collocazione tra il Veneto e l'Europa. E per quella, cito ancora, concezione federalista della società e dello Stato che egli contribuì a rilanciare come uno dei frutti più originali dell'intera elaborazione culturale e politica dell'antifascismo italiano. Questo mix di impegno e di ricerca, di realistica utopia dell'azionismo, in particolare quello veneto, doveva poi rafforzarlo o influenzarlo meglio al punto da dedicare analisi e temi ai molti momenti della sua vita di studioso e di uomo pubblico. Da Gino Luzzatto, professore e rettore di Ca' Foscari, a Riccardo Selvatico, sindaco poeta, inventore, tra virgolette, della Biennale, da Umberto Campagnolo a Ugo Facco della Garda, sino a Bobbio e a Galante Garrone, la sua bibliografia è un alternarsi di ritratti e di voci fuori campo che controllano la vita stessa, che costellano, scusate, la vita stessa di Paladini. Altro tema coerente in questo fu la sua spinta a uscire dall'isola. Questa idea di uscire dall'isola si consolida nell'ultimo suo studio, nell'ultimo suo lavoro importante dedicato alla Cassa di Risparmio di Venezia, ma soprattutto credo anche nella sua azione di presidente dell'Ateneo, che cercò, oltre che di ammodernare, anzi come diceva lui, di rifunzionalizzare, di ammodernare nelle strutture e nella componente sociale, trasformandolo progressivamente da un istituto culturale a un vero produttore di cultura, rilanciandone anche il suo ruolo politico, e qui credo che sia fondamentale per un istituto come il nostro, oltre gli umidi confini dei canali veneziani. Un modello cui io cerco anche di rifarmi con tutti i limiti che si può avere in questo momento, personali ovviamente. Ecco allora che le tre lecture di cui abbiamo detto possono essere lette secondo un fil rouge che le rivede in chiave paladiniana, ma che senza dubbio hanno al di là del singolo valore dell'intervento dei tre autori: le origini e lo sviluppo della democrazia italiana, Ginsburg, le religioni politiche degli stati nazionali nell'età della globalizzazione, Prodi, e la religione civile degli Stati Uniti, Gentile, sono temi che molto sarebbero piaciuti a Nane. E su questo e altro cedo ora la parola a Mario Sminghi, che avrà sicuramente molte altre cose da dirci. Grazie. Grazie, buonasera. Io non so bene perché ci sia voluto un anno e mezzo per arrivare a questo momento. Questo libro esisteva, lo sapevo, l'avevo avuto da Michele Gottardi, trovavo che fosse stato un atto d'amore filiale e contemporaneamente la capacità dello studioso, quella che aveva portato Filippo Maria Paladini a parlare sempre rigorosamente di Paladini. È curioso, questa è una notazione di stile: Paladini che parla di Paladini. Mai una volta, io credo, non c'è una riga in cui si dica papà, mio padre, Gian Antonio, l'unico al mondo credo che lo chiamasse Gian Antonio. Io non lo chiamerò mai Gian Antonio, né lo chiamerò Paladini. Mi capiterà viceversa di lasciarmi sfuggire la parola Nane, perché questo è il modo con cui
la mia generazione l'ha sempre chiamato, ma fino a Paladini ci posso arrivare. Ecco, è curioso che il figlio abbia voluto così sdoppiarsi, distanziarsi, ma probabilmente questa era l'unica maniera per avere questo libro e già probabilmente strapparglielo e strapparselo deve essere stato non facile. A questo punto, una volta finito, perché fanno conoscere il lettore, il libro ormai c'era, aveva dato, e invece no, io credo che sia questo strano, anomalo libro, come ha già sottolineato Michele Gottardi, è bene che ci sia, quindi grazie Filippo che ce l'hai dato, e adesso cercherò di dire qualcos'altro, ma sulle orme di quello che Michele Gottardi ha detto e che condivido in toto. Va bene. L'altra cosa che non so bene è, perché siamo qui e non a Venezia? No, questa è una domanda da impenitente veneziano, e mi sa che anche Nane se lo sarebbe posto, però credo che faccia parte che corrisponda pienamente al fatto che lui voleva i due centri uniti, e quando veniva il momento del referendum lui è contro la dissociazione, quindi fa parte, credo, della volontà dei veneziani di costruire società civile a Mestre, cosa che però non può avvenire se non vi partecipano i mestrini, cioè se i mestrini esistono o se esistono. Negli ultimi anni ho avuto la sensazione, andando ogni tanto in piazza Ferretto, di pensare questo, che forse i mestrini esistono, non solo quantitativamente, ma quantitativamente è ovvio, sui veneziani non esistono più quantitativamente parlando, ma dal punto di vista della capacità di innervare incontri come questi, questo va ancora dimostrato volta per volta, e si tratta appunto di costruire una rete, e le reti non si improvvisano, però si è voluto, spostando l'incontro dal centro storico qui, contribuire, come Nane Paladini avrebbe voluto, a costruire la rete, la società civile di Mestre, e viva, siamo qui per questo. Però resta colonizzazione se questo succede una volta ogni tanto, il problema è quanto i mestrini, io vorrei contare quanti sono i veneziani, quanti sono i mestrini presenti, dopodiché forse il discorso potrebbe farsi, a parte il fatto che anche i mestrini sono veneziani in loro maniera, ma sarebbe interessante, anche se è un microcensimento, solo micro, quindi con nessun significato statistico, chiedersi questo. Però resta vero che Piazza Ferretto ormai da qualche anno è una piazza. Non è sempre stato così. E forse questo è il frutto di un'iniziativa in parte esterna che ha trovato modo di mettere radici. Quindi è possibile. Vedremo se sarà possibile anche con i Candiani. Francamente ogni volta che mi è capitato di andarci ho visto che c'è ancora un bel po' di lavoro da fare. Ma qualche anno fa manco ci sarebbero stati questi incontri. Quindi c'è tempo. L'Ateneo Veneto ha cominciato nel 1812 e raggiunge adesso i 200 anni, va bene? Quindi c'è tempo, però bisogna che alla fine i soggetti siano quelli in loco, se no non va. Vabbè, detto questo, ramanzina per l'uso che discende dal fatto che effettivamente forse potevamo essere di più in onore di Nane Paladini, diciamo, se non nostro. Allora ignoro questo fatto, ma poi Filippo di sicuro ce lo spiega, vediamo se ci sono state delle ritrosie di carattere psicologico o delle casualità di carattere organizzativo a far sì che questo libro abbia atteso l'oggi. È un volume composito, quello ci ha già detto Michele Gottardi, lo ridico in parte, poi vengono ad altre cose. C'è un passo iniziale di Mario Geimonat, ecco, che ha a che fare con una delle istituzioni con cui Nane Paladini ha avuto a che fare, e una delle istituzioni che ha consentito che ci fossero le 3 lezioni in memoria, e anche questo stesso libro, e poi un saggio introduttivo sull'intellettuale cittadino, parole e impegno civile di Gian Antonio Paladini, di Gottardi. Quindi vengono riportate le 3 lezioni, insomma, sono autori di gran nome: Paul Ginsburg, Paolo Prodi, Paolo naturalmente è lo storico, il politico, insomma, è una famiglia di grandi professori, e questo è
è il modernista, il grande storico, ed Emilio Gentile. Paul Ginsburg apre all'inizio tutti e tre si sforzano di motivare perché stanno facendo una lezione, sono stati chiamati, ed è nella qualità del personaggio che viene chiamato, secondo me più ancora nella qualità del personaggio che è stato chiamato, che c'è il gesto di riconoscimento e di stima nei confronti dell'onorato, cioè di Nane Paladini. Più ancora penso che nelle tematiche, anche se certo religioni civili, è evidente che le religioni civili hanno a che fare concettualmente con quello che concretamente Paladini faceva ogni giorno, in fondo costruiva in qualche modo religioni civili senza farne un oggetto di studio. Si è mirato alto e che si sia pensato, che si sia voluto e si sia riusciti a mirare alto per 3 anni di seguito, facendo venire questo fiore di studiosi, fa parte evidentemente della capacità del nome di Paladini di attirare questa attenzione, e anche capacità delle istituzioni con cui aveva collaborato, che spesso aveva presieduto, di continuare a tenerne viva la memoria ad alto livello, mirando appunto alto. Quindi era bene anche voler salvare materialmente il testo di questi 3 incontri. Ho riletto per l'occasione la panoramica complessiva di Prodi e insomma riuscire a tenere insieme in un'ora circa di parlato un paesaggio ideologico così complesso non è da tutti. Quanto a Ginsburg, naturalmente nelle prime battute del suo discorso ricorda quando, non bambino ancora, ma molto di più, ecco, giovanotto ancora, veniva per le prime volte a Venezia e si chiudeva in archivio, e ancora di più si chiudeva a Andrea Correr, per costruire quello che poi sarà il libro fondante sul 1848 veneziano e su Daniele Manin. Di recente, proprio per preparare la mostra aperta Palazzo Ferrofini, tutti noi che ci abbiamo lavorato abbiamo dovuto riprendere in mano questo libro di Ginsburg, che nel frattempo ormai è diventato un classico, che infatti Einaudi ha ristampato poco tempo fa. E così Ginsburg da Firenze, dove fa ormai il cittadino italiano, sapete, nell'ultimo libro ci ha rivelato di aver preso la cittadinanza con felice atteggiamento controcorrente, mentre tanti altri cittadini italiani vorrebbero prendere quella inglese o peggio, lui viceversa inglese ha preso la cittadinanza italiana, mi sembra mirabile, e ce l'ha raccontato appunto nell'ultimo libricino Einaudi. Ma invece all'inizio di questa lezione ci ricorda quando si tuffava dentro le antiche carte del Correr e rileggeva Manin. Bene, sono i personaggi che per qualche parte della sua attività di studioso Paladini ha incontrato e che comunque ha sempre idealmente frequentato per quella maggior parte del suo modo di essere, che era fare l'intellettuale cittadino. Questo mi pare una formula che stringe insieme quello che è stato, che ha voluto essere, secondo me non come un modo diverso rispetto al suo mestiere professionale. Questa è stata la sua scelta, essere l'intellettuale cittadino, e dunque far vivere, dare tutta la propria capacità alle istituzioni che via via attraversava, che Ottavio ci ha raccontato quanto siano state, di cui questo libro ci dà parecchie tracce. Questo libro è uno strumento, una somma di strumenti rispetto a una somma di ruoli istituzionali che questo uomo delle istituzioni ha voluto ricoprire. Non è mai stato abbastanza d'opposizione, neanche da ragazzo, neanche quando eravamo studenti, per pensarsi come fuori di un'attività di governo. Si è sempre pensato come uomo di governo, criticamente di governo, ma comunque come uno che doveva tenere in piedi la società e le diverse istituzioni. Questo lo rendeva diverso all'interno della sua generazione, all'interno dell'Unione Goliardica, per esempio. Lui era l'unico radicale della sua generazione.
c'erano i radicali, che erano quelli che comandavano poi l'Unione Goliardica, ma avevano 10 o 15 anni in più, cioè l'associazione di Marco Pannella, di Lino Iannuzzi, cioè quelli erano quelli che comandavano. Ma scendendogli appena qualche anno c'era solo lui, c'era solo Nani, il quale aveva continuamente a che fare con socialisti delle più diverse correnti e comunisti, in questa strana associazione che era l'Unione Goliardica, in cui, mentre tutti gli altri organismi non potevano stare insieme, invece stavano insieme negli anni 50 e 60. Quindi luogo di incontri, eccetera, dove lui portava sempre questo desiderio, volontà, capacità di acquisire le competenze e le tecniche necessarie per governare. Ecco, diciamo che aveva il senso della governabilità o della governance prima che fossero inventate queste due parole. Gli veniva, era così. Il saggio di Emilio Gentile ci trasferisce negli Stati Uniti d'America per lavorare alla religione civile. Si leggono cose, a mio modo di leggere, assolutamente raccapriccianti sulla religione americanista e sulla autovedersi come il nuovo popolo eletto, ma Emilio Gentile comunque ha il pregio di averle sviscerate, di averle qui raccontate in modo lineare. Dopodiché si entra, secondo me, nel cuore del volume. Io non lo leggo il cuore del volume come le 3 lezioni, per quanto sia stato utile a riportarle. Il cuore del volume, secondo me, è il lavoro che ci ha fatto il figlio, che ci ha fatto Filippo Maria. Una singolare parabola civile e intellettuale a Venezia del secondo Novecento, e poi, e soprattutto, una bibliografia e scritti quotidiani. Allora, quello che Nani ha scritto quasi quotidianamente, ci torniamo dopo. Allora, questo per darvi un'idea ulteriore del volume. Proseguo alternando il mio approccio col parlare sia dell'uomo Paladini sia di questo libro sull'uomo Paladini. Ha ragione, credo, un'altra colonna della società civile veneziana negli ultimi decenni, e cioè Franca Trentini, molto amica di Nani. Ricordo nei primi anni della non sempre facilissima frequentazione mia con Franca Trentini, che Nani mi spiegava e mi spiegava le vie per raggiungere la possibilità, poi credo felicemente raggiunta, di parlare senza essere troppo sgridato per iscritto telefonicamente o oralmente da Franca. Nani aveva ormai raggiunto una intensa e profonda amicizia. Sarà per questo che nel libro che per i 90 anni di Franca è stato dedicato, di cui abbiamo parlato a Gandolfini non poi tanto tempo fa, uno degli scritti più belli di Franca è proprio quello su Nani. Ed è lì che viene fuori questa formula che mi sembra la più efficace, la più corrispondente. La sottoscrivo in pieno: un generoso dispendio di sé. Questo credo che sia stato Nani Paladini, un generoso dispendio. Tutte e due le parole sono ugualmente necessarie. Generoso si capisce subito, dispendio è più sottile perché naturalmente sottintende, cosa sottintende? Che un po' si sia buttato via rispetto a chi amasse o ami una maggiore concentrazione rispetto a un obiettivo, a uno scopo. Beh, questa concentrazione non c'è stata. Troppi ruoli, troppe istituzioni, troppi luoghi. Ma è avvenuto per sbaglio? Questa è l'interpretazione da dare. Non credo che sia avvenuto per sbaglio, credo che alla fin fine Nani abbia deciso di costruire in questo modo tendenzialmente ubiquitario la sua presenza in città. L'intellettuale cittadino tendenzialmente ubiquitario. Nani era contemporaneamente dovunque, presente e capace di intervenire a ragion veduta, non loquacemente, non in modo semplicemente frivolo,
e presenzialista sui più diversi argomenti. Questo è il lato del giornalista Nane Paladini, può essere anche il lato del giornalista, ma è il lato anche dell'umanista, del pluricompetente, del pluriinteressato alle più diverse cose, ai più diversi ambiti, perché a diversi gruppi di persone variamente specializzati poteva venire in mente di renderlo sempre presidente delle cose più varie, dalla provincia al tennis, all'Ateneo Veneto, ai diversi livelli istituzionali dell'Università di Ca' Foscari, eccetera, eccetera. Evidentemente ci sono delle qualità manageriali, ma prima che la capacità gestionale, che indubbiamente c'è anche la voglia di farlo, e questo è di tutti. Nell'università di oggi è sempre più difficile, mi capita di vedere che certi trasferimenti, certe richieste di avere in sede dei docenti piuttosto che altri si basino esattamente sul riconoscimento delle capacità gestionali. In passato non sarebbe stato così, altri criteri sarebbero stati messi per primi. Forse questo era il momento di nascere, forse questo era il momento, certo, generoso dispendio. Sappiamo perché non è diventato preside o rettore, ma perché non è diventato sindaco? No. Perché non è diventato assessore alla cultura? Chissà quante volte Nane se l'è chiesto, e probabilmente nei suoi momenti neri, ha avuto anche i momenti neri. Non è che sempre avesse qualche cosa da fare, anche se più delle volte aveva qualche cosa da fare, per cui i momenti neri potevano anche superarli. Però certo ci sono tanti dei momenti in cui avrebbe pensato di diventare qualche cosa, forse avrebbe pensato di durare un po' di più come presidente della provincia, anche se era così risicata aritmeticamente il suo ruolo, ma invece assessore alla cultura non sarebbe stato assolutamente naturale, tutto lo portava ad assumere questa carica, credo, perché non credo che ne abbiamo mai parlato espressamente, credo che questo sia una delle cose che forse possa corrispondere a una qualche ferita che le sue care istituzioni gli hanno inflitto. Non i partiti, rispetto a cui in fondo anche con una certa civetteria tendeva a scrollarsi, mostrando di non volersi mai aderire del tutto, assumendo quindi le conseguenze del caso, del non aver voluto aderire del tutto. Un generoso dispendio di sé, proprio così. C'è tutto Nane, la generosità e la dispersione, la molteplicità delle sue presenze, quasi ubiquitaria. La distanza che ora abbiamo dalle cose e dalla persona, determinata dal quinquennio circa che è passato, permette, secondo me, di confermare in pieno queste letture fatte immediatamente. L'intellettuale cittadino, l'intellettuale della parola è una formula che viene ripresa in particolare da Cottardi, ma non solo, in questo libro. L'intellettuale della parola ovviamente è la parola, non nel senso del vaniloquio, ma nel senso della retorica alta e forte come ce la insegnano i linguisti, non nel modo in cui usiamo la parola svilendola quando diciamo retorico, no, nel senso del linguaggio, della capacità comunicativa, della capacità di persuadere, di argomentare, di organizzare il discorso in rapporto ai diversi luoghi, pubblici, contesti. Questo. L'intellettuale cittadino, l'intellettuale della parola, il generoso dispendio di sé. Mi pare che queste tre approssimazioni ci portino vicino alla persona. Ma anche il quinquennio passato permette, credo, di selezionare e di scorgere meglio gli specifici della sua presenza, tra tante diverse presenze. Allora, alcune fanno corpo nell'insieme e diventano significative perché nell'insieme è significativo che volesse occuparsi anche del tennis, come un suo possibile erede può oggi occuparsi del calcio, ma questo non è colore, semplicemente un colore degli arbitri. Mi sembra molto più significativo che Cottardi sia erede di Paladini come presidente dell'Ateneo Veneto. Questo è sostanziale. Cottardi sa che cosa alludo, perché ogni tanto abbiamo parlato di queste figure
delle istituzioni culturali in senso molto lato che hanno caratterizzato la vita della nostra città da tanto tempo, e sa quanto io li ritenga importanti come mastice. Sto parlando non per caricare Gottardi di eccessive attese, ma perché come storico di Venezia mi sono trovato di fronte a successive generazioni, a tutta una stratificazione politico-culturale e a individuare talvolta un personaggio che passava attraverso diverse istituzioni e le collegava. Antonio Fradiletto è stato uno di questi a cavallo tra fine 800 e inizio 900, per esempio. Sì, io dicevo, sei il Fradiletto dei nostri tempi, non so quanto le facessi, lui diceva, sì, infatti anche noi però non ha avuto una vita politica molto fortunata, ma almeno per un po' Fradiletto nel primo dopoguerra è diventato ministro. E è così. Ebbene, la distanza mi pare permetta di selezionare e scorgere meglio gli specifici della sua presenza e quindi ora e da anni della sua mancanza in città. Delle infrastrutture mentali della societas o della civitas, e dicendo civitas faccio apposta a usare questa parola e mi viene in mente Vladimiro Dorigo, non per caso. Perché Dorigo negli ultimi anni ha insistito moltissimo sul fatto che se scendevamo sotto i 60.000 nel centro storico, tenersi buona e stretta dunque mestre, che ci tiene così sopra la soglia, ma Dorigo diceva sotto i 60.000 non riusciamo a tenere insieme la città come civitas. Allora mi pare che ci siano qualunque cosa fosse dei loro rapporti personali, cosa che si potrebbe dire anche di altri rapporti personali tra galli in una società, in una generazione, io credo che ci siano delle affinità tra questi intellettuali cittadini. Un altro intellettuale cittadino, Vladimiro Dorigo, mentre pensavo a questo, e mi veniva appunto da usare la formula intellettuale cittadino, civitas, societas, in riferimento a Venezia, alla Venezia del secondo dopoguerra, mi sono anche detto, ma guardate, è abbastanza curioso che siamo qui sempre a piangerci addosso. Facciamo un pochettino l'elenco di questa tipologia di intellettuali cittadini di cui ha goduto Venezia nel secondo dopoguerra. Farò solo alcuni nomi, solo di morti. Evitiamo i vivi. Mazzaviolo, Baratto, Dorigo, Chinello, Franca Trentin, Marino Berengo, Gaetano Cozzi, mi fermo. Tutti corrispondono a questo modo di non stare chiuso il proprio specifico intellettuale, professionale, ma pensare la città, pensarsi dentro la città, servire la città attraverso uno e di solito più specifici, che poteva voler dire diventare consiglieri comunali, provinciali, assessori, poteva voler dire dirigere una biblioteca, dirigere una facoltà universitaria, animare mostre d'arte, andare verso la Biennale, che so io. Tenere in piedi la città. Mi pare che corrisponda a quello che Nane voleva fare ed ha contribuito a fare, essendo dunque così. Ho nominato una lista aperta dei bei nomi, e i nomi che ho fatto, ciascuno è fatto alla sua maniera, ciascuno di noi può avere conosciuto e apprezzare maggiormente questo o quello di questi nomi, ma mi pare che delinei un clan di veneziani fortemente presi dalla volontà di tenere viva questa città che troppi presentano come la città della morte. Un denominatore comune è questo. Ecco, questi personaggi non sopportavano l'idea della morte a Venezia, della morte di Venezia, che così spesso invece diventa arte, musica e frittura e riflettura, fritta e rifritta, ahimè. Per cui anche chi nulla sa di Thomas Mann o di Mahler pensa però di sapere tutto sulla morte di Venezia. Ecco, felicemente controcorrente i paladini
muovono contro questa situazione. Curiosamente la città del non fare e del non lasciar fare, invece attraverso questi personaggi si rivela una città del fare più difficile che altrove, per carità. La memoria non è solo camorra, la memoria è ricchezza. Venezia è la città della memoria. Memoria. La memoria ha le sue complicazioni. La memoria può diventare invalidante. La selezione del tempo dunque ci fa vedere luoghi e lati, credo 3, più caratterizzanti di altri di Paladini. Questo libro quindi li ferma tutti, è un libro plurale, si è detto. Io credo che serva anche a selezionarli ulteriormente e a farci vedere quello che è più durevole tra le tante cose che ha fatto. A mio avviso si tratta di questo. C'è l'organizzatore culturale. Nane Paladini alla Foscari, il consigliere dietro le quinte, dietro a ogni rettore, dietro a ogni preside, c'è molto spesso lui, e non dietro, ma davanti a tutti, nei riti assembleari, negli incontri di governo o d'opposizione. Il primo intervento era pressoché di norma garantito da Nane. Poi c'è la conversazione urbana nei campi. Chi non ha parlato con Nane in campo Santo Stefano, semplicemente chi ne ha parlato in campo Sant'Angelo, o sul ponte dell'Accademia, o in campo Santa Margherita, o in altri luoghi. Venezianissima struttura proprio mentale della venezianità, parlarsi nei campi, incontrandosi. Io venivo dal traghetto, lui veniva dal ponte dell'Accademia, luogo di incontro, campo Santo Stefano, bollettino del giorno. Piccolo, medio e grande, qualche minuto e via. Io lo facevo con lui e con pochissimi altri, lui lo faceva con tantissimi. È dispendio di sé, è generoso dispendio di sé? Un pochino sì, qualche volta bisognerebbe forse anche fermarsi e fare altre cose, ma lui veniva naturale questo, la conversazione, la conversevolezza, è uno specifico che noi possiamo ricordare e fermare come un genere, una forma di presenza, che naturalmente non si può ripetere. Mentre si potrebbe ripetere, ma di fatto non si sta ripetendo, quel tipo di altra conversazione urbana che Nane Paladini intratteneva sul Gazzettino. Per tanti anni, dall'85 fino alla fine, qui nel libro sono stati addirittura chiamati scritti quotidiani, ed è vero, senza essere tecnicamente, cronologicamente addirittura quotidiani, sono frequentissimi e sono un modo per ragionare in pubblico, sveltamente, rapidamente. Di solito questi articoli sono brevi, ma ognuno di noi, autori oppure aventi titolo, aventi interesse a questo o quel libro, sapeva di poter contare su questo attento, assiduo, meticoloso, sistematico canale di ascolto e questo megafono. È raro che nei giornali quotidiani ci sia questa attenzione. Il Gazzettino ha avuto per molti anni la fortuna di incontrarsi con il bisogno di dire e di dirsi che era di Nane, un felice incontro in cui tutti e due ci guadagnavano. E qui Filippo Maria ha assicurato appunto con l'aiuto, credo, dei funzionari dell'Ateneo Veneto, di altri, insomma bisognava ricostruire una biografia difficile, particolaristica, e adesso sappiamo cosa che non vedevamo, chiusi nella giornata, volta per volta, ognuno di noi era in grado di vedere se c'era quel giorno oppure se quella volta non gli era andata bene e Nane non si era accorto di te. Adesso invece, vedendoli tutti insieme questi brevi articoli, vediamo che fanno sistema, e questo sistema è la conversazione messa per iscritto. Quindi grazie Nane e grazie anche a Filippo.
prima di cedere la parola a Filippo come curatore al termine di questa seduta psicanalitica pubblica collettiva, ricordo che, giusto per fare un po' di marketing, in fondo c'è il libro di cui stiamo parlando a disposizione a una cifra assolutamente stracciata, solo 15 euro prezzo di costo. Ci fate anche un piacere se lo comprate doppiamente per l'affetto verso l'autore, il curatore e l'Ateneo, anche perché così non li riportiamo indietro. Grazie. La parola a Filippo. Sagaccia battute che mi introduce, mi lascia basito e in realtà sono già imbarazzato, in partenza ed è per questa ragione probabilmente che non avevo mai chiesto una presentazione di questo libro. Differentemente da Gianantonio Paladini, io non sono un parlatore e per quanto mi compete in questo momento vorrei anche poter liquidare velocemente l'aspetto commemorativo e più intimo di questo libro che stiamo presentando, ma che è stato chiamato in causa come aspetto commemorativo più volte. Avete capito che è composto di due sezioni, l'una costituita da queste tre lezioni pronunciate a Paul Ginsborg da Paolo Prodi e Emilio Gentile tra il 2006 e il 2008, il cui filo rosso costituisce il titolo generale del volume. Non ho fatto fatica a tirar fuori questo titolo generale, ma ho scelto questo titolo piuttosto che altri perché mi sembrava contenere alcune questioni urgenti quando ci stavamo lavorando nel 2009. Meno Paul Ginsborg, ma soprattutto Paolo Prodi ed Emilio Gentile centravano affrontavano un percorso complesso, non lineare ed anzitensio di battute che complicano le cose, dal patto sociale dal patto civile ai totalitarismi, dalla desacralizzazione del potere alla risacralizzazione integralista della politica. Sia Prodi, che è il percorso più complesso presentato in queste tre lezioni, sia Emilio Gentile concentrandosi sul caso americano. Religioni politiche per Prodi equivale a statualità, Stato, religioni civili equivale a democrazia e collante delle repubbliche. Più che altri, proprio Prodi segue il lungo percorso della desacralizzazione del potere in Occidente e infine della sua risacralizzazione più recente negli integralismi. Era un problema serio qualche anno fa e resta un problema serio, non solo storiografico. La seconda parte del libro è costituita da quel profilo a cui si sono richiamati Michele e il professor Isnenghi, questo profilo che ho dedicato a Gianantonio Paladini, integrandolo a una bibliografia che inserisce, che tiene conto anche degli scritti quotidiani, ma non soltanto annotandola, cioè una bibliografia critica per, come dire, non solamente citare dei titoli dati magari in sede redazionale del giornale, ma per legare a questi titoli i dibattiti, per evidenziare i dibattiti sottostanti. Devo dire, La città del tramonto alla fine di un'epoca è un articolo che è una recensione di un libro su Trieste nell'Ottocento e trasformazione di una società civile. Fa parte di un dibattito storiografico, ma fa parte di un dibattito politico. È una bibliografia critica. Ho voluto rieditare, ho scelto 4 saggi apparsi in corso di tempi diversi che mi sembravano per certi versi ancora attuali, da quello meno attuale, Mazzini nell'apostolato popolare, Mazzini in Inghilterra, ad altri più rappresentativi della religione civile storiografica a cui Paladini partecipò nel corso degli anni. Soprattutto questa seconda parte del libro, studi, scritti quotidiani e letture comunicate, potrebbe sembrare l'ennesima conferma della plasticità del ricordo.
C'è il mio sguardo che cerca di essere astratto, ed è per questo che ogni tanto, scivolando nell'affettuosità, io ho preferito evitare un rapporto di intimità troppo evidente. Potrebbe sembrare questo libro l'ennesima conferma della plasticità del ricordo, una plasticità che è stata analizzata finemente da molti interpreti storici, filosofi della storia, sociologi, psicologi. È una plasticità che è stata spiritosamente fissata da un paradosso usato da un romanziere, Joseph Feller, nell'introduzione ad una delle edizioni del suo romanzo Comma 22, quello che poi divenne nel 1970 un film cult, il film di Mike Nichols. È impossibile, scriveva più o meno Heller in questa introduzione, è impossibile prevedere o controllare come sarai ricordato da morto, e in questo morire è come avere figli, che non sai mai cosa ne viene fuori, e infatti in questo caso qualcuno potrebbe anche lamentarsi. È un paradosso spiritoso quello di Heller, forse spiazzante in questo caso, ma mi permette di lasciare ancora di più da parte le intime conseguenze comportate per me, figlio e curatore, dal lavoro svolto per comporre questo libro, che effettivamente inizialmente ho interpretato come atto di pietas filiale, di devozione, di amore filiale e verso un genitore che dopo tutto mi era stato il primo maestro, ma che un atto che si è trasformato in una sofferenza, un lavoro che è essenzialmente prolungato fino ad oggi l'elaborazione del lutto, e che ha prolungato sino ad oggi uno snellante esercizio di autoanalisi, di cui questa è l'apoteosi pubblica. L'avevo fatto in privato fino a questo momento. Lascio da parte perciò le intimità, però in qualche modo ci pensi. Io mi sono confrontato con un genitore, notava qualcuno che, parlando dei romanzi di un mio ex compagno di classe che ha una qualche visibilità e che ha preso il campello, benché ex-equo recentemente, Antonio Scurati, che nella prosa nell'immaginario letterario di questo Scurati mancava, c'è solo l'individuo, la trasfigurazione dell'individuo. Scurati è in questo momento a Venezia, e c'è Marco Paolini che dialoga con lui in Punta della Dogana quest'oggi. È per quello che non abbiamo fatto a Venezia, perché altrimenti. Scurati in questo momento ha appena pubblicato un libro che entra in due grandissimi luoghi comuni, Venezia e l'Apocalisse. L'Apocalisse a Venezia potrebbe essere una degradazione nel suo percorso letterario, non lo so. Un grosso critico italiano, in questo momento non ricordo il nome, lo accusava di non fare mai conti, ma con lui, con un'intera generazione, non fare mai conti con il padre. Questo, da un punto di vista molto minore, è un tentativo di fare i conti con i genitori di una generazione che forse non lo ha fatto e non lo fa ancora. Non è dunque quello che questa riflessione già non è così intima. Una considerazione ancora più larga rispetto all'aspetto commemorativo dalla quale vorrei uscire potrebbe essere questa: la commemorazione postuma e la pubblicazione in memoria hanno in effetti, benché abbiano sempre più sotto traccia, hanno alcune funzioni in comune con i galatei codici civili, codici morali. Nella nostra età di burocratizzazione delle liturgie religiose e naturalmente a maggior ragione laica, questa età che è tarata dall'autoingannatorio, ma per moltissimi versi riuscito tentativo di espellere la morte dall'orizzonte dell'uomo e dal suo corpo, in questa età può sfuggire questa più larga e duratura funzione svolta dalla commemorazione borghese, accademica o professionale, cioè quello
la funzione di generalizzare sguardi singolari su figure singole per fissare, scusate adesso abbonderò quei verbi, fissare, generalizzare, socializzare espressioni ritenute esemplari di codici appunto morali e civili. La funzione di fissare, generalizzare, tentare di socializzare eredità intellettuali e civili. Anche questo spiega, questo vivere l'aspetto commemorativo di questo libro in questo modo mi ha spinto a cercare di rispondere sempre mi ha spinto a cercare di stare dietro le quinte, nonostante facessi i conti con appunto la paternità e facessi uno sforzo di autoanalisi. Il libro ha cercato in realtà di interpretare questa funzione, fissare, generalizzare, socializzare espressioni ritenute esemplari di codici morali o civili o eredità intellettuali e civili. Il libro ha cercato di interpretare questa funzione in realtà anche nel momento stesso in cui le 3 lezioni di Ginsborg, Prodi e Gentile, come dicevo prima, toccavano un tema capace di contenere tanti altri temi interni o vicini al lavoro storiografico, storico e storiografico e ai dibattiti politici e civili del secondo Novecento, cui Paladini nel contesto veneziano ha partecipato come studioso, intellettuale cittadino, pubblicista ed organizzatore culturale, come si diceva prima, quando da protagonista, quando da comprimario, quando da divulgatore. La medesima funzione di generalizzazione di codice di un'eredità è esplicita appunto nel titolo che ho dato al mio tentativo di biografia intellettuale di Paladini. Il titolo è infatti, come diceva, una singolare parabola civile e intellettuale nella Venezia del secondo Novecento. Titolo e ricostruzioni in realtà, con tutti i miei sforzi, trasudano uno sguardo soggettivo e molto compartecipato. Per il nome e cognome del protagonista della ricostruzione, Antonio Paladini, nel titolo sono volontariamente espulsi, sono espunti sia dal titolo, al fine proprio di provare a generalizzare un'eredità di una singolare e ormai già lontana, perché sono passati tantissimi anni, esperienza singola.